La rassegna stampa. Love is in the air, in the whisper of the trees. No, l'amore è nell'aria in questo giorno di San Valentino. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna, in accidentale sostituzione di Semi Varin, che tornerà al suo posto impavido come sempre lunedì prossimo. E questa è l'edizione di oggi, venerdì 14 di febbraio dell'anno del Signore 2025. Auguri a tutti gli innamorati. Sono le 7:33 minuti e 8 secondi in questo momento. Ricordo a tutti voi i nostri soliti recapiti: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 quando lo dirò io, per intervenire attraverso quel magnifico strumento che è il telefono. Voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche onde l'immenso Simone, il nostro Simon Pietro pescatore di onde, che mi permette di proiettarmi in audio e video fino a voi per cominciare questa rassegna stampa. Come sempre vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net,
fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci troverete di tutto, il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, ci trovate l'auto da fe di Giulio Cainarca, ci trovate la rassegna stampa di Semivarin e poi le videopillole, Feltri col Bamba, eccetera, 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 eccetera. Tanta bella robina. Quindi radiolibertà.net, fesso chi non lo legge. E allora, bella gente, stamattina di che cosa si parla? Avete ascoltato John Paul Young con Love is in the Air 1977, quel gran cabarettista che Pino Campagna sosteneva che fosse una canzone pugliese, l'ova son d'ayer, le uova sono di ieri. No, invece l'amore è nell'aria. Venne rifatta anche dalla buonanima di Stefania Rotolo, ora che ci penso, Non Stop nel 77. E oggi appunto è San Valentino, festa di tutti gli innamorati. Domani troverete invece i dolcetti che ci si regala in questi giorni a metà prezzo, quindi scegliete un po' voi come considerarvi. Allora, vediamo un po' che cosa succede in questo nostro mondo così malmesso, signore e signori, perché purtroppo stamattina le notizie che urgono sono delle notizie, diciamo così, abbastanza preoccupanti, perché vi dico, i nostri temi saranno, e questo emerge chiaramente dalla lettura delle prime pagine dei pezzi, l'Ucraina, poi abbiamo l'attentato a Monaco, ormai possiamo parlare di questo, i dazi che imporrà il buon Trump, c'è qualche buona notizia per quanto riguarda le cartelle, almeno questo, e poi insomma c'è movimento sul tema della, come si dice, sul tema dell'eutanasia, sul tema del fine vita. Zaia dice non facciamo andare le regioni in ordine sparso, facciamo invece che ci sia una legge nazionale, proposta che mi sembra abbastanza di buon senso, già che ci siamo. E naturalmente adesso diamo un'occhiata anche alle agenzie di questa mattina, Lanza.it, eccola qua, nuovi scenari, al via la conferenza di Monaco, Trump annuncia colloqui sull'Ucraina, il tycoon, Kiev sarà al tavolo dei negoziati, vorrei tornare al G8, Putin vuol vedere presto il presidente USA, gela gli europei. Ancora, maltempo, nubifragio all'isola d'Elba, salvate 28 persone, evacuata una scuola di danza, se siete lì raccontateci che cosa è successo, come vanno le cose ora. Sanremo 2025, grande momento di Milano da bere e socialismo craxiano, perché? Perché Onda anni 80 al festival con i Duran Duran, settembre vince tra le nuove proposte. Corte Costituzionale, eletti 4 giudici della consulta, la Meloni, bene l'accordo ampio. Apre a San Valentino il Carnevale di Venezia nel segno di Casanova, dichiarazione di reciproco amore delle coppie in piazza San Marco. E infine, nuova luce sull'Alzheimer, potrebbe esserci un'unica causa, un guasto cellulare all'origine di tutti i segni della malattia. Andiamo anche a vedere un poco di estero, se riusciamo a caricare la pagina della BBC, vediamo un po' che cosa dice l'emittente britannica, eccola qua, così vediamo che cosa c'è all'estero. Ecco appunto, anche la BBC apre con l'annuncio che da parte di Trump che ci saranno dei colloqui ovviamente a tre sulla guerra dell'Ucraina, ma un funzionario ucraino dice che i colloqui con la Russia non sono previsti e Mosca per il momento non vuole commentare. Tra l'altro Trump ha ricevuto Modi, il premier indiano, e soprattutto Modi saluta la grande partnership tra Stati Uniti e India nell'incontro con il presidente Trump. Infatti gli ha fatto anche la battuta, gli ha detto adesso MAGA deve incontrare MIGA, cioè Make America Great Again deve incontrare Make India Great Again. E quando l'elefante indiano si muove, il gigante indiano si muove, e per fortuna è una democrazia, per fortuna di tutti noi, beh allora, quando l'elefante comincia a correre non lo ferma più nessuno. Questa è la famosa leggenda anche alla base dell'elefantino che corre della lancia, no? Il simbolo HF. Dice perché avete messo il simbolo? Perché l'elefante quando inizia a correre non lo ferma più nessuno.
Diamo un'occhiata alle prime pagine di questa mattina, bella gente, mentre l'orologio ticchetta e ci dice che sono le 7:39. Avvenire, ecco qua, il quotidiano dei vescovi, il Fatto, la rappresentante UE per la politica estera era a Callas, nessun accordo alle nostre spalle funzionerà. Pace senza l'Europa, Trump e Putin escludono per ora l'Unione dal negoziato per la tregua in Ucraina, rassicurazione Zelensky, ma per Kiev rimane in salita anche l'ingresso nella NATO. Signora Callas, lei mi sembra di quelli che non mi avete invitato, faccia di serpente, non mi hai fatto niente. Questo è uno sbacco sul quale bisognerebbe invece meditare e non poco, ma comunque ognuno la vede come vuole. Ancora l'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Yaron Sidman, pronti a una nuova stagione di dialogo con la Chiesa. La fotonotizia centropagina da Monaco, la Germania al voto, vigilia di terrore, rifugiato afghano con l'auto sulla folla, 28 feriti, sventato attentato contro i migranti. Da notare tra l'altro che Suad Sbai ne parla su Il Tempo, la nostra Suad Sbai che è responsabile, lo sapete, per la Lega del Dipartimento sull'immigrazione e l'integrazione. E tra l'altro emerge che questo signore era arrivato a Reggio Calabria, dopodiché aveva anche in passato postato roba a sfondo islamista sui social, però mi raccomando, le anime belle non dicano che questo è un attentato. Politica, Tajani, nessun problema in Forza Italia, l'asse Meloni-Schlein sblocca la consulta, eletti 4 giudici. Abbiamo una notizia curiosa, Rimini, canonica in offerta contro la fame di case, e poi la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la terra dei fuochi, il governo valuta il ricorso. Questo è un calvario che dura da più di 40 anni. Il Corriere della Sera, mitico corrierone, anche qua si apre con l'Ucraina, la replica di Mosca in un modo o nell'altro parteciperà. Andrei Glucksmann, il filosofo, Trump umilia gli alleati e la fine dell'Occidente. Zelensky, no a patti senza Kiev. Le condizioni dell'Ucraina, gli obiettivi russi, gli USA, nessuna concessione a Putin. Di spalla, la vedete anche qua la foto di questa mini color avorio, auto contro la folla, terrore in Germania, fermato un afghano che sbarcò in Italia. Sempre di spalla le misure, interventi sulle bollette e cartelle, così si allarga la rottamazione. Giustizia, l'asse Meloni-Schlein, consulta l'intesa tiene, eletti 4 giudici. Fotonotizia a centropagina, Sci vince il gigante 28 anni dopo la Compagnoni, la caduta di Goggia. Federica Brignone da leggenda e oro ai mondiali, il sogno di una vita. In alto la vedete, Victoria, ex dei Maneskin, Sanremo sul palco, anche lei ballando con i Duran Duran. What boys? Andiamo adesso al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che apre sempre con l'Ucraina, NATO e UE fuori, Hexet agli alleati, guida Trump, Zelensky contestato, rischi di pace in Ucraina, vedove di guerra in lutto, atlantisti in lutto, Picierno, Calenda, Parsi, Riotta, Friedman and Company in lacrime per la resa USA. Spese NATO, sicurezza a Kiev, ricostruzione, i cocci sono nostri, il conto per la UE nel dopoguerra sarà di 3.000 miliardi. La prova DNA 136 anni dopo, lo squartatore fu il barbiere polacco, meglio tardi che mai, e poi spioni, Calamucci sull'archivio dell'ex Ross, era la prova dei soldi mafiosi a B, è sparita. Ebbene sì, a quanto pare negli anni '80 un pedinamento avrebbe immortalato uno scambio di denaro fra il Caimano e un emissario di Mangano. Ora gli inquirenti cercano il file scomparso. Uno non può manco morire che il Fatto continua a parlarne pure da morto. Il Giornale, eccolo qui il Giornale, afghano in auto sulla folla, decine di feriti. Monaco, l'attentatore era sbarcato in Italia, il terrorista è arrivato in Calabria nel 2016, poi il trasferimento a Brescia. Tra l'altro si ritorna con il collega Gian Michalessin, il collega napolitano, favoreggiamento dell'immigrazione, denunciò al-Masri, è da tempo indagato. E poi il giornale racconta una gustosa storia su chi sono questi che fanno le denunce a getto continuo contro il governo. A fondo sull'Europa, Trump dazia agli alleati, sono peggio dei nemici, annunciata la reciprocità delle imposte come l'IVA, auto, farmaci, acciaio nel mirino, si parte da aprile, ora si tratta. La Casa Bianca, a proposito dell'Ucraina, la Casa Bianca cambia strada, l'Ucraina al tavolo dei negoziati. Retroscena, Meloni fiduciosa, il nodo sarà l'ingresso di Kiev nella NATO.
Fotonotizia centropagina, Prodi vicino al KGB, così parlava Litvinenko. Vedremo poi di che cosa si tratta. Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Qui abbiamo il Resto del Carlino, Nazionale Imola, 100 Carnevale d'Europa, edizione 2025, i nuovi orizzonti. Apre dal 16 al 23 febbraio il mitico Carnevale di Cento. Poi, scusate, andiamo a vedere che cosa c'è sotto la controcopertina, appunto, fatta sul Carnevale di Cento, così vi leggo anche la prima pagina del Resto del Carlino, inteso come QN ovviamente. Eccolo qua, in arrivo il decreto contro il caro bollette, Giorgetti agire sull'aumento dei prezzi, il nodo del passaggio al mercato libero, le possibili misure, crediti d'imposta e bonus elettricità, intervista a Giuseppe Conte, Meloni non governa l'economia, famiglie e imprese a rischio, raffica di nuovi dazi USA sulle merci UE. Fotonotizia centropagina, secondo attacco in 2 mesi in Germania a 10 giorni dal voto, 28 feriti, arrestato un afgano, era passato dall'Italia, auto sulla folla a Monaco, attentato. Di spalla dalle città, a Bologna psicosi alluvione, tubatura rotta, via Lame allagata, utenze saltate, danni ai locali. Tiremmo innanzi, abbiamo visto anche il QN, adesso andiamo avanti con il Tempo, eccolo qua, il Tempo che apre su Ilaler Salis, come la chiama il nostro Max del Papa. L'europarlamentare AVS in Italia occupa casa e grida alla rivolta. L'UE frigne e cambia versione per tenersi l'umanità. Salis piangente, eccola qua, Ilaler tutta rossa in faccia con questa criniera rappresentata da un bel salice piangente. Il conflitto di Gaza, vedete, c'è questo riquadro, bambini palestinesi ospitati in Italia, Tajani, noi sempre vicini a chi soffre. Di spalla, terrore in Germania, rifugiato afghano si lancia con l'auto contro la folla, era passato in Italia. L'intervista alla nostra Suad Sbai, pericolo dietro l'angolo, non cediamo a chi vuole imporre modelli culturali. Sono 20 anni che io conosco questa donna coraggiosa, 20 anni che dice questo come un grillo parlante, ma mi pare che siano poche le orecchie ad ascoltarla e questa è una cosa molto grave. Abbiamo poi 2 notizie che effettivamente sono sullo stesso piano, l'oroscopo con le stelle di Branco e la Madonnina di Trevignano, il sangue sacro in realtà è della veggente perché, come sapete, anche la Chiesa stessa si è già pronunciata, è tutta una truffa. Il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, Trump incontrerà Putin a Riyadh, Zelensky si lagna, poteva dirmelo, c'è in fotografia Zelensky al telefono. Donald, scusa, poi me li giri gli accordi di pace, giusto per curiosità. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica apre appunto sempre con Trump, ma con l'economia. Dazi, il pugno di Trump. Il presidente annuncia imposte reciproche da aprile, oltre all'acciaio anche farmaci e automobili. Europa brutale nelle relazioni commerciali, avvisa gli americani, i prezzi potrebbero salire. Oggi il primo vertice tra rappresentanti di USA, Russia e Ucraina. A Monaco vedete questa foto emblematica di questo passeggino, perché dei 28 colpiti dall'automobile purtroppo ci sono anche dei bambini, auto sulla folla, grave un bimbo, l'attentatore sbarcato in Italia. L'intervista sul fine vita, Zaia legge sul fine vita, la destra non ha più alibi. Il caso a Firenze, intossicati dal cibo, 3 morti in RSA, fotonotizia centropagina, una sorridentissima Federica Brignone che fa questo solito gesto che a me veramente, io quando la vedo sto gesto nelle foto, vi giuro, è una delle mie idiosincrasie, mi fa incazzare. Questi che gli fanno mordere la medaglia, no? Come a dire, chissà se è vero oro. Vabbè. Comunque, brava la Brignone, la tigre delle nevi, si prende l'oro in gigante. Di spalla abbiamo Annalisa Cuzzocrea che in punta di forchetta verga questo pezzo, Sanremo Cristicchia, il festival da parrocchia. Ve ne siete accorti ora che Carlo Conti è parrocchiale? Detto non in senso spregiativo, ma nel senso di semplicità. La Stampa, UE scettica, Callas, la tregua subito è un affare sporco.
Mosca, se volete un ruolo parlate con Washington. Ucraina, via la trattativa. Trump oggi in Germania colloqui tra USA e Russia, Kiev. I dubbi di Zelensky, non mi fido di Putin. Fotonotizia a centropagina, auto sulla folla, 30 feriti, bimbo in fin di vita. Preso l'attentatore, un afghano di 24 anni. Monaco, terrore sul voto. Quel passeggino, simbolo della follia. Eccolo qua. Dazi, la stangata globale, la Casa Bianca, via il 2 aprile, considereremo l'IVA, energia, piano di Giorgetti per frenare le bollette. E poi la storia, l'immenso Stefano Tacconi, Tacconi, il grande portiere della Juve, dalla Serie A alla Casa Popolare. La verità, afghano sbarcato in Italia investe la folla con l'auto, 28 feriti, bimbo in coma, l'Islam vota in Germania col sangue, Monaco, gravissimo attentato a 10 giorni dalle elezioni, uomo di 24 anni si lancia su un corteo di sindacalisti con la Mini, era arrivato nel 16 in Calabria, poi i tedeschi avevano rifiutato l'asilo ordinandone il rimpatrio invano, si sarebbe radicalizzato sui siti estremisti. Casorami va in TV e insulta i carabinieri, poi l'arrestano per rapina e spaccio, ma guarda un po'. Scontro inedito, incastrati nella guerra fredda tra Trump e Bergoglio, l'analisi dell'immenso Marcello Veneziani. USA, ecco la dottrina dei dazi, vetture, acciaio, farmaci, chi li mette a noi se li becca. Donald annuncia reciprocità sulle tariffe doganali, attacca l'UE. Musk, dal governo milioni ai media per orientare le notizie. Ahimè, quello che è accaduto in Europa mi pare faccia specchio sulla questione del green. Poi oggi pomeriggio ne parliamo con Lorenzo Viviani alle 17:30 con Chilometro Zoom. Poi ne parliamo. Allora, c'è un bellissimo Francesco Borgonovo con cui concordo, Balti e Cristicchi, due visioni a Sanremo, la malattia tollerata solo se non intacca la bellezza. E ha pienamente ragione Francesco. Bianca Balti è bellissima, scrivono i giornali, la sua presenza a Sanremo è una celebrazione della vita oltre il dolore. Ciclone è gentile, solare, sorride, elegante perché ha scelto come regola di ingaggio quella di non parlare della sua malattia. Suicidio assistito in Toscana, le 1000 contraddizioni della morte di Stato. Chiudiamo con i quotidiani generalisti, Libero, il Festival della Rosicata, il PD perde a Sanremo, ascolti record, ma per i Dem l'edizione senza monologhi di sinistra non ha coraggio e Cristicchi finisce nel mirino dei progressisti. Posso dire una cosa, l'edizione del festival senza i monologhi è tornata a essere il festival, perché i soliti monologhi sempre dalla stessa parte ci avevano frantumato i cabasisi, detto in termini non molto salottieri ma chiari. Qualcuno di voi sarà, credo, d'accordo con me. Fotonotizia centropagina, l'attentatore di Monaco era sbarcato in Italia, la Germania sbaglia, l'afgano colpisce. Annuncio di Giorgetti, qui di spalla, il governo studia la norma contro il caro bollette. San Valentino raccontato da Libero, quelle storie d'amore diventate letteratura. Andiamo a vedere ora i quotidiani economici di quest'oggi. Abbiamo gli amici del quotidiano di Sicilia, eccolo qua. La Galla, il sindaco di Palermo, dopo aver scongiurato il default, Palermo guarda al futuro con ottimismo. Forum col sindaco del capoluogo, dal risanamento finanziario allo sviluppo infrastrutturale. Poi abbiamo le infrastrutture, la regione interviene sull'idoneità dell'autostrada Messina-Palermo a reggere il traffico che deriverebbe dai lavori sullo stretto. Ponte, l'assessore Aricò assicura, aventi inadeguata, autostrade sicure. Non è tanto sbagliato il discorso, anche perché quando l'hanno aperta questa autostrada abbiamo scoperto che il traffico tra Messina e Palermo non era quel traffico, diciamo così, assurdo che ci si aspettava. Allora, andiamo a vedere anche Italia Oggi, eccola qua. Italia Oggi, per l'Ucraina si sta mettendo male, trattano solo Trump e Putin, tagliati fuori Zelensky e la UE, il pezzo di Paolo Rossetti nella manchette in alto, l'apertura invece è assemblee online prorogate, anche per tutto il 2025 le società di capitali e enti associativi potranno usare i sistemi di videoconferenza, anche se tale possibilità non è prevista nei relativi statuti. Pezzo del collega Merlo, la CISL è l'opposto della CGIL, rifugge dalle ideologie e non è al servizio dei partiti. E poi abbiamo di spalla, implacabile come sempre,
il diritto e rovescio del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Sentite un po' qua che cosa scrive stamattina. Era l'Europa dei primi della classe che dettava regole precise su tutto, dalla transizione green alle misure dei cetrioli, dalla privacy ai bilanci degli stati. Insegnava al mondo intero le regole della democrazia, pur avendo strutture decisionali per niente democratiche. Si compiaceva ad essere un'avanguardia in materia di pacifismo, uguaglianza, libertà individuali. Era sicura di avere nel suo DNA una crescita economica illimitata. Bruscamente l'Europa si è svegliata e ha trovato un mondo dove contano solo i rapporti di forza, che non sa che farsene delle sue norme di diritto internazionale, che la considera politicamente insignificante e militarmente inetta. Si è scoperta economicamente e demograficamente in declino e soprattutto di non essere più un punto di riferimento etico, civile, spirituale, ma di essere ignorata e irrisa in mezzo mondo. Si sentiva una gran signora, si ritrova donna di servizio. Le 7, 54 minuti e 48 secondi per dirvi parole sante. Allora, andiamo avanti adesso dando anche un'occhiata ai quotidiani locali questa mattina. Nel frattempo noi aspettiamo eventualmente, se avete qualcosa da scrivere, 340 670 9659 per le vostre zappe che ve le leggiamo. Brescia oggi, 'ndrangheta smantellata a Brescia la rete delle fatture false, 12 arresti. Corriere del Mezzogiorno Campania, ambiente e politica, terra dei fuochi, ecco i fondi. Corriere del Mezzogiorno Puglia, politica e giustizia, il caso Olivieri scatena la rissa. Corriere del Trentino, Consiglio provinciale, terzo mandato, stretta sui tempi. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, maxi inquinamento, PFAS, chieste condanne per 121 anni. Torneremo su questo tema a Zoom, promesso. Corriere della Sera, Bergamo, Maxi e il club degli argentini, incetta di locali in città alta. Corriere della Sera, Brescia, Rovato, il primo treno a idrogeno per la valle. Corriere della Sera, Milano, economia, tagliati 92 milioni, servizi a rischio. A Palazzo Marino verranno subito accantonati 8,9 milioni di euro per il 2025 in attesa di trovare nuove risorse. Corriere della Sera, Dorso di Roma, la sicurezza, Quarticciolo, altri agenti minacciati. Corriere Torino, i dati sulle start-up, investitori over 50 meglio dei giovani. Corriere dell'Alto Adige, l'indagine, il baby terrorista voleva colpire a chiusa. Sapete di questo quindicenne che avrebbe voluto ammazzare un povero Cristo. Corriere di Bologna, la manovra, la regione aumenta IRPEF e IRAP. Corriere Fiorentino, la Toscana, coinvolte 4 strutture di Sereni Orizzonti in provincia di Firenze, l'azienda cordoglio ma cause da accertare, morti e intossicati, tragedia nell'RSA. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, aperta un'inchiesta, la scintilla, poi il rogo. Ancora, Gazzetta di Modena, stangata, aumenta tutto, la regione ha deciso la manovra, pagheremo più IRPEF, IRAP, bollo e ticket. Olè. Gazzetta di Reggio, no, stangata, aumenta tutto, l'abbiamo già letta. Giornale di Brescia, Fontana, pronti per il nucleare. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, metalmeccanici, in aumento le richieste di cassa integrazione, tagli ex flexotecnica, trattative e solidarietà. Il Giornale di Milano, periferie fuori controllo, arrestato per spaccio, rapina, lesioni, in TV accusava i carabinieri per rami. Giornale di Vicenza, PFAS, chiesti 120 anni di condanna per i manager alla guida di Miteni. Il Piccolo di Trieste, settore artigiano tra know-how e occasioni perse, calano le aziende. Secolo XIX, Salis candidata, primi sì, l'ex atleta olimpica a un passo dalla designazione, l'ironia di Bucci, abbiamo lavorato bene insieme, vedremo se lo ricorderà. Sindaco di Genova, il centrosinistra può ricompattarsi sul nome della vicepresidente del CONI. Silvia Salis è questa qua, non è Ilaria Salis. Il Tirreno, nubifragio sull'isola, Portoferraio sott'acqua. Poi abbiamo la Gazzetta del Mezzogiorno, copia carta canta, la nuova di Venezia e Mestre, Palude contro 5 milioni. Prealpina, capitali della cultura, l'idea di Magrini presentata a Fontana, unire Varese come Lugano. La provincia di Lecco dovrebbe essere questa, sì, liste d'attesa al Sant'Anna, controlli alla finanza. La provincia di Cremona, ZTL sempre più violata, no? Quella era la provincia di Como, questa è la provincia di Lecco. Treni fermi per 120 giorni, è stata a rischio più battelli.
Provincia di Sondrio, la statale chiude per parto, Sofia è nata in una piazzola. La Repubblica Bari, Emiliano, la legalità è la mia vita, chi ha perso insegue i complotti. E poi chiudiamo con la Repubblica Palermo, mafia, il grido del vescovo, l'orefice striglia i politici, se l'unica istituzione a dare pane al lavoro rimane Cosa Nostra, abbiamo perso. Bene, che ora si è fatta? Le 7:59 minuti e 10 secondi. Noi diamo un piccolo stacco e ci sentiamo un altro pezzo sempre dedicato a voi innamorati. Johnny Dorelli, Arriva la bomba, 1967, e andiamo. E rieccoci alle 8 un minuto, anzi le 8 2 minuti e 3 secondi in questo momento. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Tra l'altro vi pregherei alle 11 di ascoltare la nostra trasmissione, perché all'inizio noi manderemo in onda una canzone che ha scritto il colonnello Carlo Calcagni. Voi lo conoscete, questo valoroso ufficiale dell'esercito italiano, vittima dell'uranio impoverito in Kosovo negli anni 90. Lui era un elicotterista. La canzone si chiama Io soldato, la manderemo in onda alle 11. Il colonnello Calcagni mi scrive ora: buona giornata, tantissimi commentano e mi scrivono manifestando ammirazione e dicendo che vorrebbero vedermi ospite d'onore al Festival di Sanremo con questa canzone. Ci starebbe come, se mi posso permettere. Carlo Calcagni, il colonnello più forte dell'uranio, tra l'altro. Allora, vediamo le zappe che avete mandato al 340-670-9659. Buongiorno signor Semmi, no, non sono Semmi. Buongiorno radioascoltatori, già Radio Padania, ora Radio Libertà. Matteo Salvini, vicinanza oltranza, il signor Samuele, non sono Samuele, grazie per questa bellissima rassegna stampa. È meglio che andare al circo. Un saluto a Giulio Cainarca con la bull dell'acqua calda, il pestifero del Brembo. Ancora, buongiorno, grande signor Antonino Danna e buona trasmissione. Grazie Simon Pietro Pescatore. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, amico mio. Vuoi vedere che l'afgano ha la cittadinanza italiana? Come ha fatto ad arrivare in Germania senza intoppi? Marco da Milano. Resta con noi e scoprirai questo giallo.
Buona dannata odierna, Maurizio. Precisamente si chiama dannatona. Oggi facciamo la dannatona, la maratona danna, perché oggi sono 5 ore e 20 minuti di radio, quindi tranquilli. Poi, assenza dell'Europa, rimasta col cerino in mano. Se vedi i messaggi miei dei mesi precedenti, ho previsto proprio questo. Grandi i nostri politici italiani e europei, ovviamente sta parlando di Ucraina. Non ci sono più parole, questa miopia, Maurizio. Sempre Maurizio, i nostri islamici perso la parola ancora sulla Germania. Ricordiamo che ci tocca sentire in TV chi non ha firmato alcun accordo con lo Stato italiano, chi non firma non voce e moschee, non ha diritto, cioè traduco, l'Islam in realtà non è riuscito a fare le intese con lo Stato italiano, perché sapete che l'articolo 8 della Costituzione, dopo il 7 che parla dei patti lateranensi e il rapporto Stato-Chiesa, dice che le altre religioni non cristiane possono stipulare le intese con lo Stato. Lui dice se l'Islam non stipula intese con lo Stato, allora niente voce, niente moschee. E non è propriamente così, perché naturalmente non c'è il divieto di professare una religione in Italia, lo dice la Costituzione, a meno che non sia contro i loro riti, i suoi riti non siano contro il buon costume. Il punto è che l'Islam, non essendo come la Chiesa Cattolica, non avendo una struttura a piramide, ma è un po' che ogni paese c'è il suo, insomma, non ha un clero ordinato, non ha una gerarchia, non ha un papa, non ha una struttura quindi identificabile. Dovrebbero essere una serie di associazioni e realtà islamiche a stipulare l'accordo, l'intesa con lo Stato italiano, quindi Lucoi, che sono vicini ai fratelli musulmani e mal ce ne incoglierebbe. Poi avremmo per esempio la Coressi italiana dell'imam Pallavicini, che è l'Islam realmente moderato in questo paese, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora, Walter, ciao Antonino, che bello ascoltarti la mattina, ma le intercettazioni telefoniche dell'eroe Mimmo Lucano non le ricorda nessuno? 18 mesi di condanna, che pena, un benefattore coi nostri soldi. No, se le ricorda invece il giornale, che poi si ricorda anche di un altro fattariello. Il fattariello è che sostanzialmente quando peccano loro è sempre bicarbonato di sodio. Se pecca uno dal lato della destra deve invece andare all'inferno ed essere crocifisso in sala mensa. Chi è? Lorenzo da Como. Ciao Lorenzo, buongiorno Antonino. Speriamo che in Italia ci si renda conto che non voler rimandare certi soggetti nei loro paesi in quanto non sicuri significa rendere meno sicuri il nostro. Buona giornata. Allora, cominciamo subito con Monaco di Baviera, perché così andiamo dritti al sodo, bella gente, e vediamo un po' che cosa ci dice il giornale in merito a quanto accaduto ieri a Monaco. Soprattutto cerchiamo di capire chi è questo galantuomo, si fa per dire, che ha fatto questa cosa. E infatti Fausto Biloslavo, eccolo qui, immenso Biloslavo, il fatto, pagina 11, cioè il giornale, sezione il fatto, il giornale è diviso in varie sezioni, pagina 11, Farad l'italiano da Kabul a Brescia, i post islamisti prima dell'attacco. Nel 2016 l'arrivo in Calabria, le frasi social, ancora sangue nella Germania fragile. State a sentire cosa dice, cosa scrive Biloslavo. È probabile, stiamo verificando, risponde una fonte autorevole del giornale, sulla possibilità che il giovane attentatore afghano di Monaco sia passato per l'Italia. In serata arriva la conferma grazie alle impronte digitali. Farad Noori, nato a Kabul nel 2001, era stato fotosegnalato a Reggio Calabria il 17 gennaio del 16. Il nome, non il cognome, è portato in maniera leggermente differente. La data di nascita risulta diversa di 8 giorni rispetto ai dati arrivati dalla Germania. Delle discrepanze che possono capitare non solo con gli afghani, ma le impronte digitali hanno confermato che era passato al nostro paese. La polizia lo identificò una seconda volta a Brescia, il giorno successivo rispetto a Reggio Calabria. In Germania è arrivato alla fine del 2016. Secondo questa ricostruzione è probabile che l'afghano, ancora minorenne, sia arrivato in Italia con un barcone. Al governo c'era Renzi e poco dopo Gentiloni, ai tempi del boom degli sbarchi. In contemporanea esplodeva la rotta balcanica, con quasi 1 milione di migranti accolti in Germania, da dove arrivano ancora oggi gli afghani fino a Trieste.
Teoricamente Farhad dovrebbe essere figlio della generazione cresciuta dopo l'11 settembre con l'intervento americano e della NATO in Afghanistan. Prima del ritorno dei talebani, la capitale afghana era una città libera dove i giovani si mescolavano, ragazzi e ragazze, inseguendo il sogno dell'Occidente. L'attentatore, prima di falciare 30 persone, avrebbe condiviso post filo islamisti sui social. I gruppi terroristici potrebbero rivendicare per opportunismo, ma è ancora presto per dire se Farhad sia un aspirante jihadista, un migrante insoddisfatto o un miscuglio tra un islamista e un mancato rifugiato. Su Facebook, subito bloccato, mostrava i muscoli e la bandiera afghana. La polizia già lo conosceva, era stato testimone in un processo per droga, frequentava ambienti al limite della legalità, come molti terroristi dello Stato islamico reclutati in Europa prima di intraprendere la retta via della guerra santa. In Germania era arrivato a 16 anni e come minore straniero non accompagnato è stato affidato a una struttura d'assistenza. Nel 16 aveva chiesto l'asilo, ma nel settembre dell'anno dopo la domanda è stata respinta. Farhad ha fatto ricorso senza successo e dall'autunno del 2020 avrebbe dovuto lasciare la Germania. In seguito l'espulsione è stata sospesa e avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo, concesso in determinate situazioni come malattia o figli minorenni. La Procura di Monaco di Baviera, che guida le indagini, ha confermato al settimanale tedesco Spiegel che ci sono indicazioni di un background terrorista. Cioè, questi il coraggio di dire vero e proprio è un attentato non ce l'hanno ancora, però te lo suggeriscono. E qui vedete quante volte a Zoom Roberto Giardina ha detto anche questa sorta di, come potremmo dire, omertà anche sui media, quando si dice di tedeschi di nuova generazione, nuovi tedeschi, eccetera, eccetera. Non mancano i precedenti di casi simili come la strage di Natale a Berlino del 16 del tunisino Anis Amri al volante di un camion Ariete. L'attentato fu rivendicato dallo Stato islamico e il terrorista era arrivato con un barcone in Italia prima di raggiungere la Germania. Scappato in Italia dopo la strage, è stato ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia. Nell'ultimo anno, però, la sequenza di attacchi si è moltiplicata. Il 22 gennaio un afghano con problemi psichici ha accoltellato a morte un bambino di 2 anni, un cittadino tedesco in un parco della Baviera. Lo scorso Natale un medico saudita ha ucciso 6 persone e ne ferite 200, lanciandosi in auto sul mercatino di Magdeburgo. A Solingen, il 23 agosto del 2024, un attacco a colpi di coltello di un siriano, che doveva essere espulso, è stato rivendicato dall'ISIS. Durante gli europei di calcio si sono verificati altri fatti analoghi. L'assalitore è quasi sempre un migrante che deve essere espulso, oppure un rifugiato islamico disadattato o legato al radicalismo che prova rancore per il paese dove è arrivato, illudendosi sull'inesistente Eldorado occidentale. Allora, questo è il ritratto dell'individuo. Adesso state a sentire che cosa dice la nostra Suad Sbai al tempo. Dopodiché prometto che vi faccio mettere le mani nei capelli perché da qualche parte, ora vi dico pure su quale giornale, c'è Bremer e il Corriere della Sera, se non sbaglio, c'è Bremer che dice che la colpa è nostra. Come sempre è colpa di noi altri brutti sporcaccioni europei, quindi anche voi che state ascoltando, sporcaccioni. Dicevamo, intervista a Suad Sbai su Il Tempo, siamo a pagina 5, collega Pietro De Leo. Titolo: il pericolo può tornare in qualunque momento. Il responsabile del Dipartimento Immigrazione della Lega: sbagliato cedere a chi vuole imporre modelli culturali. Ricordiamo alle anime belle che Suad Sbai è marocchina naturalizzata italiana ed è un'islamica, per cui prima di dirle razzista passatevi una manina sulla coscienza, perché sennò poi dopo fate molto ridere. Allora, è terribile, è davvero terribile. A dirlo Suad Sbai, giornalista e responsabile del Dipartimento Integrazione della Lega, da sempre impegnata contro il fondamentalismo islamico e per i diritti delle donne. Un uomo piomba con un'auto, domanda, un uomo piomba con un'auto sulla folla nella città bavarese. Le evidenze di indagine portano verso un attentato terroristico. La persona arrestata è un giovane afghano richiedente asilo, a quanto pare arrivato in Germania nel 17, passando peraltro per l'Italia. Cosa ci insegna tutto questo? Risposta: che bisogna cambiare tutto, a partire dalla politica migratoria dell'UE.
Il modello multiculturale non ha funzionato, c'è troppo odio, troppo antisemitismo, zone di completa autoesclusione delle comunità dei migranti. Parliamo di uno Stato nello Stato presente in molte città europee dove vige la Sharia e la polizia non può nemmeno entrare. Le famose no-go zones? Esattamente. In Europa ci sono in molti quartieri in questo modo. In Italia per fortuna non è così, ma proprio per questo non dobbiamo cedere a chi vuole imporre modelli culturali fatti di sopraffazione. Dobbiamo dire no al velo, no agli imam che predicano violenza oppure dicono cosa devi fare, come ti devi vestire, cosa devi mangiare. No alle moschee abusive, stare attenti a ogni minimo segnale di deriva prima che sia troppo tardi. Certi comportamenti non possono essere tollerati, servono regole e controlli, basta buonismo. E a chiederlo sono anche gli stessi immigrati pienamente integrati, che rispettano le nostre leggi e vogliono vivere civilmente in Italia. Ecco, piccola nota a margine, vi ricordate quando abbiamo fatto la maratona elettorale per l'elezione di Trump? Che cosa ha detto Giorgio Guido Lombardi, il suo vicino di casa, che peraltro è un leghista, è uno appartiene alla Lega. Bene, lui ha raccontato proprio questo. Dice, ma perché il muro anti-immigrazione e perché le espulsioni? Perché l'immigrato regolare non può accettare che arriva quello irregolare e anziché farsi pagare 15 dollari l'ora, accetta di farsi sfruttare a 5 dollari l'ora. Perché poi, onestamente, se io fossi un immigrato regolare negli Stati Uniti d'America e mi vedessi scavalcato da uno che va lì e accetta di fare lo schiavo, i cabasisi mi girerebbero anche forte. Per cui facciamo le cose giuste. Altra domanda. L'uomo arrestato per l'attentato a Monaco era arrivato in Germania nel 2017. Ora, ancora dobbiamo capire i particolari di quanto accaduto, ma quali sono le sacche che possono portare a radicalizzarsi? Risposta della SBAI. Ce ne sono molte, dalle moschee abusive, quelle magari allestite in un sottoscala o in un garage, a internet, dove girano molti contenuti pericolosi e ci sono gruppi in cui matura la radicalizzazione. Spesso, peraltro, questo fenomeno si verifica anche nelle carceri. Sono tantissimi gli ambienti di rischio. Peraltro, c'è un paradosso in quanto accaduto a Monaco. Questo soggetto proviene dall'Afghanistan, un paese dove c'è un vero e proprio inferno. La Germania l'ha accolto e lui fa questo, è tutto orribile. L'Europa e l'Occidente devono capire che purtroppo il terrorismo può emergere in qualunque momento. Io non finirò mai di ripeterlo. Ultima domanda di questa intervista. La Germania tra qualche giorno andrà alle elezioni federali. Per lunghi mesi è stata percorsa da una crisi politica molto profonda, oltre che da una preoccupante crisi economica. L'instabilità quanto può fornire terreno fertile per il terrorismo? Risposta. La premessa è che i terroristi, sia che siano lupi solitari che gruppi organizzati, colpiscono quando ritengono di farlo, senza regole precise. Tuttavia, con l'instabilità lavorano con più tranquillità. Per questo non mi stancherò mai di ripetere che è urgente spegnere l'odio nel dibattito pubblico. Qualche reazione sempre su Il Tempo. Salvini è il risultato di anni di accoglienza. Per il vice premier bisogna espellere chi porta violenza. Solidarietà espressa da leader e ministri europei. Eccolo qua, Matteo Salvini che scrive ancora terrore e morte nel cuore dell'Europa, a Monaco di Baviera, per mano di un afghano che ha travolto la folla alla guida di un'auto. Decine di feriti, tra cui diversi bambini, almeno un decesso. Che orrore! E l'ennesimo tragico risultato, figlio di anni d'accoglienza incontrollata e finta tolleranza con la grave complicità di Bruxelles. Essere europei è innanzitutto difendere i nostri confini, preservare i nostri valori e espellere chi ci porta sangue e violenza. È un impegno esistenziale che dovrebbe accomunare tutti. Altro che pericolo dell'estrema destra, come strepitano giornali e politici di sinistra. Ancora, altra dichiarazione, il ministro della difesa Guido Crosetto, piena solidarietà al popolo tedesco per il vile attacco che ha colpito la città di Monaco. Zaia, è scioccante quanto avvenuto a Monaco di Baviera. L'attentatore era già noto alle forze dell'ordine per furti in esercizi commerciali e reati legati allo spaccio di droga. Macron, piena solidarietà alla Germania per il terribile attacco a Monaco, esprimo l'amicizia ai francesi per i tanti feriti, vittime di un attacco terribile. I nostri pensieri vanno a loro e alla loro famiglia, al popolo tedesco.
Tajani ancora, al momento non abbiamo avuto notizie di italiani coinvolti nell'attentato, ho parlato col consolato appena è successo, il nostro consolato è al lavoro, però al momento non abbiamo segnalazioni, spiega il vice premier. E poi naturalmente c'è il teatrino della politica in Germania, quindi il candidato della CDU-CSU, coalizione di centrodestra, Friedrich Merz, ha chiesto che vengano prese decisioni politiche per una maggiore sicurezza. Tutti devono sentirsi di nuovo al sicuro nel nostro paese. Qualcosa deve cambiare in Germania. E ancora, la sicurezza delle persone in Germania sarà la nostra massima priorità. Faremo rispettare la legge e l'ordine in modo coerente. La ministra degli esteri tedeschi, Annalena Baerbock, ha invece messo in guardia dalle divisioni nella società in seguito all'attacco avvenuto a Monaco. Di fronte alle sfide sia esterne che interne è ancora più importante che anche nel nostro paese siamo uniti come democratici, che non ci lasceremo dividere né dagli estremisti di destra né dagli islamisti che sfidano il nostro Stato costituzionale dall'interno, ha dichiarato Baerbock a margine di una visita a Parigi. Allora io mi domando e dico, vi domando e dico, secondo voi l'AfD, che al momento nei sondaggi è il secondo partito, giorno 23 ci arriva al 70%? Voglio esagerare provocatoriamente, voglio proprio provocarvi. Secondo voi quanti voti possono arrivare a questo punto sull'AfD? Quanto la gente si può incazzare a tal punto da mandare loro al governo o farli diventare primo partito? Si accettano risposte al 340 670 9659. Allora, vi abbiamo riferito. Ah, eccolo, sì, no, questo è perché vedete, anche nelle disgrazie c'è sempre quello che la colpa è dei bianchi, dell'uomo bianco, le 8, 20 minuti e 30 secondi intanto. Sentite qua, Ian Bremmer sentito dalla Stampa, non dal Corriere, mi scuso coi colleghi del Corriere. Ian Bremmer, il vento antimigranti in Europa alimenta l'odio dei lupi solitari, il politologo, crisi economica e propaganda, nuovi fattori di rischio. Quindi sappiate che è colpa nostra, noi bianchi, specie se conservatori, non è colpa di questi che arrivano e odiano l'Occidente perché non ci trovano l'Eldorado, eccetera, eccetera. Cosa dice Bremmer? Quanto accaduto è il risultato dell'azione di un lupo solitario che opera in un ambiente sempre più radicalizzato dal sentimento anti-migranti che accomuna l'Occidente, per di più a ridosso di un appuntamento elettorale, quello tedesco, dove la destra incassa sostegno dilagante. A dirlo è Ian Bremmer, fondatore di Eurasia Group, la principale società di consulenza mondiale sui rischi geopolitici. E dice: il risentimento nei confronti degli immigrati è crescente in Occidente, accade negli Stati Uniti così come in Europa e abbiamo già assistito a un certo numero di attacchi solitari ispirati dal senso di esasperazione per il clima che si respira in molti paesi. Basti ricordare l'attentato al mercatino di Natale a Magdeburgo, sempre in Germania, condotto con un'auto sulla folla. È un cliché che si ripete, facile da eseguire, tremendamente efficace in termini di vittime provocate. Il tutto sullo sfondo di un senso di vendetta che trae linfa vitale dal risentimento nei confronti degli immigrati e su cui poi viene apposto un marchio come l'ISIS, funzionale a una certa strategia terroristica. Quindi c'è un legame tra terrorismo e politica interna, gli chiede il collega Semprini. Quando un cittadino afghano di altra provenienza che vive in Germania o in qualsiasi altro paese europeo si sente emarginato, non voluto, in qualche modo utilizzato politicamente dalla propaganda di estrema destra, specie a ridosso delle elezioni, può scattare l'istinto stragista. Quindi, insomma, ancora una volta è colpa di Salvini. Abbiamo capito. Salvini e tutti i suoi compari, quindi i Patrioti per l'Europa, Fratelli d'Italia, la Meloni, l'Uomo Nero, Fantomas e tutti gli altri. Vabbè. Allora, detto questo su Monaco, a proposito, è arrivata una zappa, adesso ve la leggo subito. Vediamo un po'. Eccola qua. Buongiorno Antonino, per chi ha letto La rabbia e l'orgoglio della mitica Oriana, lei lo scrisse chiaro e tondo che già negli anni 90 Brescia era stata segnalata dai servizi segreti americani per sette di radicalismo islamico e oggi nulla è cambiato, buona giornata.
Ancora Mario, buongiorno Antonino, ma non bastano le scene che vediamo a Gaza ogni volta che rilasciano gli ostaggi israeliani per capire come la pensano? Vogliamo diventare così anche noi? Per favore, approviamo sto decreto sicurezza e andiamo avanti con l'Albania. Ciao Mario. Eh, eh, Mario, però se non si risolve la questione come si dice, delle norme europee e soprattutto della normativa europea, ci sarà sempre un giudice che dirà, vabbè, il governo ha fatto questo decreto e io lo rovescio e facciamo la fatica di Sisifo ogni volta. Il discorso purtroppo deve avere il manico, dicono in Sicilia, e il manico in questa faccenda non è a Roma, ma a Bruxelles. Quindi a maggior ragione bisognerebbe procedere a una serie di modifiche, altro che colpa della destra se poi ti viene fuori l'islamista incazzato. Allora, l'islamista incazzato ti viene fuori perché grazie all'accoglienza col barcone ti arriva a Reggio Calabria, prende un treno e in 2 giorni arriva fino in Germania. Che dici? Va bene, andiamo avanti. Ma d'altronde, scusate, i nostri servizi segreti, che non stanno certo a scaldare la sedia, ce l'hanno detto più volte che c'era il rischio che arrivasse del terrorismo con tutti questi barconi. E secondo voi, di questi 700.000 che, sempre secondo i nostri 007, che presumo lo sappiano quello che dicono, potrebbero essere rovesciati addosso all'Europa, ecco, per carità ci saranno sempre i disperati, quello che volete, ma chi ci assicura che non ci sia qualcuno di questi galantuomini qui, tipo questo di Monaco? Punto di domanda. Io, cioè, veramente, e poi siamo sempre lì, ragazzi, sempre ai soliti discorsi, no? Ma pure noi andavamo col barcone. Ecco, chi vi dice questo è un farabutto intellettualmente disonesto che sta mentendo. Parlo da meridionale, ma posso dirlo ai nostri fratelli veneti, perché siccome abbiamo fatto la fame assieme nel mondo, la fame ci ha fratellati. Allora, lo dico pure ai nostri amici che ci ascoltano dal Veneto e così via, ma quanti dei vostri nonni, dei nostri nonni, che siamo andati tutti quanti a Ellis Island, quanti sono tornati indietro, sono stati rispediti indietro ed espulsi? E quanti invece sono stati controllati, gli hanno preso le impronte digitali, gli hanno fatto una visita che nemmeno quella del militare, hanno verificato che avessero il visto, che avessero dei soldi in tasca, che avessero un indirizzo dove andare a vivere, a dormire e soprattutto che avessero la possibilità di trovarsi un lavoro. Allora, quella roba lì, dopo più di 100 anni, se uno va sul sito della fondazione di Ellis Island, per quanto sia stata crudele, trova tutti i dati di suo nonno, di suo bisnonno, di suo trisavolo. Io ci ho trovato 2 dei miei bisnonni, che peraltro sono diventati cittadini americani, si sono integrati. Mica sono andati lì a pigliare a coltellate la gente o a fare attentati. E così nessuno dei vostri nonni è andato lì a fare queste cose, è andato lì a lavorare e ci è arrivato coi documenti in regola. Non è andato per pietismo. Allora, chi vi fa questi discorsi ogni volta? Prima eravamo noi quelli che andavano coi barconi. Dovete gridargli forte: no, non è vero, perché è una falsità. Allora, le 8:27, noi cambiamo argomento e parliamo di cartelle. Parliamo di cartelle, poi ci fermiamo un po' perché alle 8:30 abbiamo il meteo e poi dopo abbiamo Marcella Bella che canta Baciami del 1980. Allora, le cartelle sono, oddio mio, gli occhi miei se ne sono andati, eccoli qua, andiamo a pagina 11 del Corriere. Andiamo a pagina 11 del Corriere, se io riesco a manovrare quest'apparecchio. Sì, ce la faccio ancora. Malgrado la mia età, Corriere della Sera, andiamo a pagina 11. Eccola qui. Lo vedete, lo vedrete tra poco sui vostri schermi. Per chi ci sta seguendo alla radio, lui è il ministro Giorgetti. Caro Bollette, il governo interverrà, rottamazione sì al ripescaggio, Giorgetti, misure nelle prossime settimane, sanatoria rientra chi ha saltato le rate. Allora andiamo a vedere quindi che cosa c'è in questo benedetto mille proroghe.
il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia al Senato sul decreto legge mille proroghe, che ora passa alla Camera, dove dovrà essere approvato entro il 25 febbraio. Il testo ha subito numerose modifiche in commissione, tra queste la riformulazione dell'emendamento dei relatori sulla rottamazione quater sulle cartelle esattoriali. I contribuenti decaduti dalla sanatoria per mancati o ritardati pagamenti delle rate potranno chiedere la riammissione entro il 30 aprile, pagando in un'unica soluzione entro il 31 luglio o in 10 rate fino al 27. Con la riformulazione dell'emendamento è stata invece tolta la mini proroga per aderire al concordato biennale per le partite IVA, prevista dal testo iniziale, che avrebbe richiesto coperture aggiuntive. Così come coperture ingenti servirebbero per la rottamazione quinquies, per la quale la Lega ha presentato una proposta di legge. Riguarderebbe le cartelle fino a tutto il 2023, sanabili in 10 anni, senza sanzioni e interessi. Ma Forza Italia frena, la priorità è ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33%, dice Vito De Palma, capogruppo in Commissione Finanze alla Camera. Nel mille proroghe c'è anche la cancellazione delle multe per i Novax, indegna secondo il PD, ma grave anche per l'azzurra Licia Ronzulli. Plaude invece la Lega per l'estensione, grazie a un suo emendamento, del taser, la pistola elettrica per le forze dell'ordine, a tutti i comuni, anche quelli con meno di 20.000 abitanti. Va bene, sono le 8:29 minuti e 59 secondi, il meteo e poi Marcella Bella, baciami e dopo qui Parlamento. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Arriva il ciclone di San Valentino con freddo e neve. Al mattino ancora diffusa instabilità tra Toscana, Lazio e Alta Campania con piogge e temporali. Peggiora velocemente sul nord-est. Nel pomeriggio maltempo diffuso al centro e al nord-est con temporali e neve a quote sempre più basse verso l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana. Temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gar di Vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i marroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, a casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamare olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
Senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. Grazie al grande lavoro del governo, dei relatori, di tutti i gruppi e la proficua collaborazione con le opposizioni, si è cercato di dare le maggiori risposte possibili ai vari settori interessati. Ringrazio il Presidente della Commissione Balboni, i vari ministri e sottosegretari, in particolare il Ministro Ciriani, perché gli emendamenti migliorativi del testo sono moltissimi e provengono da tutte le forze, sia di maggioranza che di opposizione. Raramente si erano visti approvati così tanti emendamenti di minoranza, a testimonianza della volontà di dialogo e di lavoro nell'interesse del Paese. Le disposizioni sono moltissime, non c'è il tempo materiale per illustrarle nelle materie di competenza di ogni Ministero. Non potendo in questo momento fare altro che citare sommariamente poche misure,
Pongo il focus sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali, così fortemente voluto dalla Lega, strumentalizzato dalle opposizioni, che però in tutti i governi a loro trazione sempre hanno dato vita a provvedimenti analoghi. Capisco che l'opposizione cerchi di cavalcare argomentazioni che facciano presa sulle persone, ma così viene data prova di una profonda sottovalutazione della memoria e dell'attenzione degli italiani. La necessità di questa rottamazione deriva dal fatto che il ceto medio non riesce a uscire dai debiti pregressi, che stanno subendo procedure di recupero fiscale milioni di italiani onesti, che pur avendo dichiarato regolarmente i propri redditi non sono riusciti a far fronte agli impegni assunti. Chi dichiara i redditi non è un evasore e chi ha aderito alle misure ha mostrato il desiderio di onorare i debiti e cercare di ripartire libero da pesi e lacci al collo che non permettono di andare avanti. L'enorme platea di contribuenti interessati va da cittadini che non sono in grado di far fronte a sanzioni e imposte comunali perché non arrivano a fine mese, alle partite IVA e imprese che non hanno avuto entrate sufficienti in alcune mensilità per onorare la rata, stretti tra le tantissime scadenze nuove a finanziamenti o ad esempio alle rate dei prestiti garantiti dallo Stato a seguito delle chiusure da Covid e via dicendo. Definire questi milioni di italiani evasori è un'offesa gravissima. E se vogliamo che l'Italia riparta al meglio, dobbiamo liberare le migliori energie degli italiani tutti, permettendo di rinascere a coloro che sono schiacciati, in modo che tutti possano reinventarsi e dare espressione a quell'eccellenza che come italiani abbiamo sempre saputo esprimere in ogni settore e ovunque nel mondo. La misura odierna rappresenta solo un aiuto per cercare di ridare la possibilità a chi ha saltato delle scadenze di rimettersi in pari coi pagamenti, ma non risolve ovviamente alla radice il problema di un fisco non amico e di una tassazione troppo elevata, oltre che dell'infinità di problemi di questa società complessa, in un paese in cui fare impresa è diventata un'impresa quasi impossibile. Concedetemi questo gioco di parole. Ci vuole una visione complessiva nuova e coraggiosa, ma intanto bisogna continuare a lavorare cercando di mettere a posto anche le cose più piccole, che per la quotidianità di tanti però sono di grande aiuto. Citando altre tra le tantissime misure fortemente volute in particolare dalla Lega, ma ovviamente da tutto il governo, soffermo l'attenzione sull'emendamento che rende strutturale l'utilizzo del taser per un'aliquota di personale dei dipendenti della polizia locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la possibilità, data al personale qualificato, di intervenire con mezzi adeguati per la difesa della legalità, ma con il giusto contemperamento della necessità di non usare armi atte ad offendere in maniera più pesante. Si interviene poi sull'abrogazione di sanzioni Covid, finalmente chiudendo un capitolo che ha lasciato ferite profonde e indelebili nella società. Nell'ottica poi di promuovere la differenziazione delle fonti energetiche si proroga la deroga per consentire maggiore flessibilità temporale nell'uso di combustibili alternativi da parte delle imprese che operano nel settore del cemento al fine di contrastare gli impatti per la volatilità dei prezzi e conseguenti ricadute sull'economia reale. Si individua a partire dal gennaio 2025 MGAS gestito dal gestore dei mercati energetici GME e soggetto al monitoraggio di ARERA quale punto di cessione del gas prodotto, incrementando così la trasparenza sulla quantità e sui prezzi con cui tale gas viene ceduto. Viene prorogata la vigenza della norma che consente alle amministrazioni di procedere ad assunzioni senza previo svolgimento delle procedure di mobilità in caso di procedure concorsuali bandite. Vi è poi la proroga del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nella gestione dei fondi europei, continuando a permettere alle amministrazioni pubbliche di avvalersi delle attività di supporto tecnico, operativa e assistenza, oltre che di gestione di fondi. Vengono derogati di ulteriori 12 mesi i termini scaduti per l'esercizio della delega necessaria a intervenire per ampliare e precisare le categorie di interventi e opere che non vengono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione semplificata. Si è prorogato il termine relativo alla palinatura delle piste sci in modo quantomeno di finire la stagione, nella speranza che si intervenga a risolvere definitivamente la problematica. Sono state individuate le 9 province per sperimentare la riforma della disabilità, nei quali si avvierà a partire dal 2025 la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo 62 del 2024, che semplifica il sistema dell'accertamento dell'invalidità civile e introduce il progetto Vita. Ringrazio il ministro Locatelli per questa visione così innovativa nella presa in carico di persone con disabilità. È una sfida che prevede il superamento delle prestazioni estremamente frammentate tra sanità e sociale e rendendo la persona protagonista della propria vita attraverso un progetto personalizzato e partecipato che parte dai desideri della persona e risponde ai suoi bisogni.
Sono particolarmente felice anche perché Aosta è stata inserita in questo elenco. È stato poi accolto l'emendamento Lega, presentato anche da altri gruppi, che accoglie le richieste di CNA di prorogare i termini per frequentare corsi regionali, miranti ad acquisire la qualifica attualmente mancante per diventare meccatronici, a meccanici dell'elettrauto. La necessità deriva delle modifiche normative che hanno accorpato queste due ultime figure professionali in quella di meccatronico. A causa dei ritardi delle regioni nell'attivazione dei corsi richiamati, oltre 4.000 aziende rischiavano di veder cancellata la loro iscrizione al registro delle imprese e conseguentemente di essere costrette a cessare la propria attività, con ripercussioni enormi sulle aziende, ma anche sulla regolazione dei relativi servizi e sul sistema economico ed occupazionale. Altro emendamento riguarda la proroga del regime transitorio per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, oltre a quella che è la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato anche per l'anno 2025. Si è salvata la stagione balneare 2025, che in mancanza di un intervento normativo avrebbe vista la compromissione della continuità del servizio di assistenza ai bagnanti, lasciando una percentuale altissima delle coste italiane sprovvista di bagnini di salvamento. Si è prorogata la validità degli esami universitari per gli iscritti a quei corsi di laurea per cui il titolo stesso non costituisce contestuale iscrizione all'ordine professionale di riferimento, così dando la possibilità a tante persone di poter pensare di portare a definizione un ciclo di studi iniziato ma poi sospeso, così acquisendo nuove competenze e titoli che possono aprire nuove possibilità nella vita. Concludo dicendo che il lavoro nella prima commissione al Senato e del governo per valutare le richieste pervenute è stato molto intenso. Tante risposte sono state date, ma è evidente che in questo provvedimento non hanno trovato molte istanze. Sono però fiduciosa sul fatto che le esigenze che sottendono alle richieste giunte troveranno attenzione nei vari ministeri competenti che interverranno successivamente con altri provvedimenti. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie. Qui Parlamento. E rieccoci alle 8:45 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in accidentale sostituzione di Semivarin, che sarà di nuovo dei nostri lunedì alle 7:30, ok? Bueno, allora, bella gente, sono arrivati altri messaggi mentre appunto andavano i vari pezzi. Avete ascoltato anche Marcella Bella con Baciami, grandissimo pezzo del 1980. Del resto, quando i pezzi glieli scriveva suo fratello Gianni Bella, avevano tutt'altro tiro, non questa roba qua che ha portato a Sanremo, stronza, forte, irriverente. Bah, vabbè. Allora, mi scrive il buon Giovanni al 340 670 9659. Buongiorno Antonino, mio padre, che non andava in Argentina a fare l'operaio, dopo il campo di concentramento ha fatto la fila per visita medica per essere accettato come migrante. Rientrato in Italia è stato nominato cavaliere per aver onorato l'Italia all'estero. Quelli che arrivano qui, puntini sospensivi. Onore a tuo padre, Giovanni, e a tutti gli italiani onesti che sono andati a lavorare onestamente all'estero e si sono fatti un mazzo così. Antonino, manca la rassegna alla domenica, fai qualcosa. Io non ho questi poteri. Ancora, Rosi, avete notato la muscolatura del tizio afgano, addominali e bicipiti? Quello lì si è allenato per combattere, altro che poveraccio. Quelli sono un po' più macilenti. Anche la Germania, tanto severa, tanto ordinata, in un mese si è fatta ammazzare un po' di cittadini da un ennesimo lupo solitario. Ma mi faccia il piacere. Ok, andiamo avanti con la rassegna stampa. Certamente peserà sul risultato delle elezioni. Ah no, scusate, aspettate, perché ce n'erano altri di messaggi che avevate mandato, un momento che li ripesco, poi passiamo ai dazi di Trump, perché saranno anche dazi nostri. Allora, sì, è una battuta scontata, lo ammetto, però mi andava di dirla, dai, vi prego. Allora, io avevo chiesto se secondo voi, così provocatoriamente, se questo fatto di Monaco avrebbe potuto portare AfD al 70%. Qualcuno mi risponde, ci arriva come al 70%, ma troveranno un escamotage per non metterla al governo.
Ancora, buongiorno Dino da Brescia, ciao Dino dalla provincia di Brescia. Buongiorno Antonino, buongiorno Radio Libertà, buongiorno a te. Troppo ottimista tu, gli imbecilli ci sono anche in Germania purtroppo. Io ho fiducia in Trump e Putin. Io in Trump. Ancora Antonino, facciamo una scommessa. Quanto tempo ci vorrà perché anche qui da noi succederanno cose simili? Molto poco. E allora piangeremo anche noi sul latte versato, ringrazieremo ONG e tutti coloro che sono favorevoli a questa immigrazione selvaggia senza una fine. Ma guarda, ovviamente speriamo che queste cose non accadano in Italia, però non c'è bisogno di andare ad aspettare che succedano cose come queste. Tutte le molestie che vengono fatte col metodo lì della, come si chiama, della tacquiglia o come si chiama lei, araba, da parte dei nostri nuovi italiani che circondano le ragazze, le palpeggiano, le molestano ed eventualmente le violentano, quello ti pare di meno? Ti pare di meno? O quello che c'è dentro alcuni quartieri dove sostanzialmente lo Stato italiano non c'è più? Così per dire. Cos'altro c'è? No, niente, le abbiamo lette tutte, le zappe arrivate sin qui. Bene, buona gente, adesso procediamo con i dazi nostri. Pagina 6 della Repubblica di stamattina, ieri il presidente Trump ha ordinato ai consiglieri di elaborare un piano per definire l'entità dei dazi reciproci, partendo dai paesi con cui gli USA hanno il maggiore deficit. Le nuove tariffe scatteranno probabilmente il 2 aprile, secondo Howard Lutnick, nominato segretario al commercio. La Casa Bianca ha spiegato così l'iniziativa. La tariffa statunitense sull'etanolo è solo il 2,5%. Eppure il Brasile ne applica una del 18%. La tariffa media della nazione più favorita applicata dagli Stati Uniti sui prodotti agricoli è del 5%, ma quella dell'India è pari al 39%. L'attenzione quindi si è rivolta verso l'Europa. L'UE può esportare tutti i molluschi che vuole in America, ma l'UE vieta le importazioni da 48 dei nostri stati. Di conseguenza, nel 23 gli USA hanno importato 274 milioni di dollari di molluschi dall'UE, ma ne hanno esportati solo 38. L'Unione impone anche una tariffa del 10% sulle auto importate, gli USA solo del 2,5%. In conclusione, un rapporto del 2019 ha rilevato che in 132 paesi e oltre 600.000 linee di prodotti, gli esportatori americani affrontano tariffe più elevate di più di 2/3 delle volte. Gli USA registrano un deficit commerciale ogni anno dal 1975. Nel 2024 ha superato i 1.000 miliardi di dollari. Da qui l'ordine di analizzare i dazi imposti dai singoli paesi per rispondere con misure analoghe. Nel caso dell'Europa, però, i danni saranno più gravi perché si calcoleranno anche gli effetti delle imposte sul valore aggiunto, le regole e le multe. Presto poi arriveranno i dazi specifici sul mercato delle auto. Lo scopo è incassare soldi o spingere le aziende straniere a costruire fabbriche negli USA per produrre sul loro territorio. Abbiamo poi un retroscena di Tommaso Ciriaco, sempre su Repubblica, spiazzata dal tycoon, Meloni cambia linea, chiama la von der Leyen, rispondiamo uniti. La Presidente del Consiglio ha dovuto compiere nelle ultime ore alcuni passi informali, quasi obbligati. Ad esempio ha comunicato alla Commissione europea che l'Italia sarà compattamente al fianco di Bruxelles nella reazione alle barriere doganali imposte da Washington. Ai dazi si risponde coi dazi. Concetto questo che la Presidente del Consiglio ha condiviso con Ursula von der Leyen. Non era scontato lo facesse, anzi nel corso dell'ultimo Consiglio europeo, lo scorso 3 febbraio, Meloni aveva contestato alcuni colleghi, Macron in particolare, che con questo stesso slogan reclamavano reazioni uguali e contrarie verso gli Stati Uniti. Trump è un negoziatore, la tesi meloniana durante il summit, e sarebbe un errore scegliere la strada del muro contro muro. E invece, almeno in questa prima fase, per reagire ai dazi americani, sarà proprio muro contro muro. A Palazzo Chigi, come alla Farnesina e al Ministero dell'Economia, si pesano i possibili scenari delle barriere doganali. I mercati che rischiano di più e quelli che non destano particolari allarmi. Ad esempio, dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio non preoccupano troppo, in passato è già successo, proprio con Trump e il settore ha retto. Semmai il timore del governo è che dazi simmetrici degli Stati Uniti verso l'Europa possono mettere in ginocchio alcune filiere care a Roma. Sembra invece affievolirsi
la speranza che l'amicizia di Trump, quella che Meloni ha tentato di rafforzare volando prima a Mar-a-Lago e poi addirittura all'Inauguration Day a Washington, possa rendere strabico l'approccio del presidente americano verso l'UE, preservando in qualche modo l'export italiano. Meloni comunque aderirà alla reazione promessa da Ursula e sostenuta da Macron. Deve difendere i mercati italiani e non apparire troppo schiacciata sul repubblicano, soprattutto dopo lo strappo all'ONU nel documento sulla Corte Penale Internazionale. Dopodiché continuerà a spendersi per trattare e si riproporrà come mediatrice. C'è una data cerchiata di rosso, il 24 febbraio. Quel giorno dovrebbe tenersi una videoconferenza dei leader del G7 in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina. In quella sede Meloni intende affrontare anche il nodo dei dazi spendendosi per un accordo, ma è chiaro che quel summit sarà monopolizzato soprattutto dalla trattativa tra gli USA e Russia per chiudere il conflitto ucraino. Questo è il retroscena che presenta Repubblica. A proposito di retroscena, a proposito più che altro di analisi su Ucraina e trattativa Stati Uniti-America, pagina 6 di Italia Oggi stamattina, il collega Paolo Rossetti intervista il generale Giorgio Battisti, già comandante di corpo d'armata della NATO, e il generale fa un'analisi molto chiara, cioè da quando Trump è stato eletto l'atteggiamento di Zelensky è gradualmente cambiato. Con Biden era fermo nel dire che gli ucraini non avrebbero ceduto un centimetro quadrato di territorio, anche se in cambio avrebbero avuto bisogno di aiuti sempre maggiori dall'Occidente. Ora ha moderati i toni, da tempo non si parla più di Crimea, tema al quale in precedenza il presidente ucraino era molto sensibile. Zelensky si è anche detto disponibile a un dialogo con Putin, seppur in cambio di garanzie di sicurezza da parte americana. La cifra di Trump è quella di essere principalmente un businessman. I nuovi rapporti con Putin saranno anche di tipo economico? Non subito, non domani, ma ammesso che i rapporti si aprano, non ci sarebbe da meravigliarsi se riguardassero anche l'economia. D'altra parte, Europa e USA per alcuni materiali non hanno mai chiuso le relazioni con la Russia. Per gli Stati Uniti voglio ricordare l'importazione di uranio russo. Così era almeno fino a poco tempo fa. Quindi l'Europa, costretta alla guerra e dagli States a interrompere i rapporti commerciali con la Russia, alla fine del conflitto potrebbe assistere alla ripresa delle relazioni economiche tra Washington e Mosca? Non mi meraviglierei di questo. Trump ha una visione molto pragmatica delle cose. Il suo primo obiettivo è tutelare gli interessi nazionali americani. Analizziamo il dossier terre rare. Gli Stati Uniti si sono esposti in questi 3 anni con un supporto all'Ucraina pari a 500 miliardi di dollari. Trump chiede che vengano compensati attraverso lo sfruttamento delle terre rare, fondamentali per la produzione di tantissimi dispositivi, compresi i telefonini, ma si tratta di materie prime che si trovano in parte nei Carpazi orientali e in parte nei territori occupati dai russi, un elemento che potrebbe contribuire alla soluzione diplomatica del conflitto. Perché il presidente USA ha inviato a trattare con Zelensky il segretario del tesoro Scott Bessent? La vicenda delle terre rare fornisce un chiaro segnale su quali siano le priorità di Trump. Può darsi che su questo punto sia già stata definita una soluzione tra le parti per il loro sfruttamento. Un piano che a Trump non interessa tanto per pareggiare i conti con gli aiuti dati a Zelensky, ma dal punto di vista degli investimenti per creare gli impianti industriali per l'estrazione, oltre che per disporre ovviamente di quelle materie prime. Fermo restando, questa è la domanda, che il negoziato sull'Ucraina sembra diventato sempre più un affare a due Trump-Putin. Che scenario si apre sulla base di queste considerazioni? Risposta all'indirizzo è giungere a una tregua. Zelensky, se rassicurato dagli americani, l'accetterà. Si potrebbe arrivare a un cessate il fuoco temporaneo. Gli americani lo vorrebbero anche per permettere lo svolgimento di elezioni in Ucraina entro il 2025, visto che il mandato di Zelensky è scaduto. Tutto questo anche se in questi giorni il vice ministro degli esteri russo ha ribadito che Mosca non ha cambiato le sue condizioni. Annessione dei 4 oblast acquisiti col referendum del 2022, Ucraina denazificata, il che significa addio a Zelensky e al suo governo, neutralità di Kiev. E infine, Trump ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe tornare russa. C'è pericolo che il paese venga smembrato? Risposta: con la fine della seconda guerra mondiale Stalin era riuscito a spostare i confini dell'Unione Sovietica, che comprendeva l'attuale Ucraina, di 200 km verso ovest ai danni di paesi quali Polonia e Romania.
Tant'è vero che nelle aree occidentali ucraine vi è una forte presenza di minoranze linguistiche, mentre sui confini orientali, specialmente nel Donbass, c'è una maggioranza relativa russofona. Stalin aveva innescato un processo di spostamento delle popolazioni russe in diverse zone dell'URSS. Anche su questo, sulla futura configurazione dell'Ucraina, capiremo qualcosa di più dopo la conferenza di Monaco. Quindi è probabile che le sorprese non mancheranno. Le 8:58 minuti e 44 secondi. Voglio fare una piccola chiusura su quello che ci siamo detti prima a proposito dell'emendamento mille proroghe in Italia. Torniamo in Italia a proposito del Taser. Ho qui Francesco Cerisano su Italia Oggi, enti locali e federalismo. Lo prevede un emendamento Lega al mille proroghe approvato al Senato con la fiducia. Taser ai vigili in tutti i comuni, armi elettriche anche negli enti sotto i 20.000 abitanti. Un emendamento della Lega al decreto legge mille proroghe, firmato dai senatori Paolo Tosati e Nicoletta Spelgatti, ha infatti cancellato la soglia minima di popolazione per l'utilizzo delle armi elettriche. L'uso del taser comunque necessiterà dell'approvazione di un apposito regolamento comunale per disciplinarne le modalità. La Lega la ritiene una norma di buonsenso che consentirà alla polizia locale, non solo nelle realtà metropolitane ma anche nei comuni sotto i 20.000 abitanti, di usufruire di un importante strumento per la tutela dei cittadini, ora non più solo in via sperimentale. Ha rivendicato la senatrice Daisy Pirovanins, relatrice del mille proroghe insieme a Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia e Mario Chiuto di Forza Italia. Ringraziamo il nostro sottosegretario all'interno Nicola Molteni che per primo ha voluto la sperimentazione e ascoltando i territori si è impegnato per portare a casa questa norma di buonsenso. Per la Lega, come sempre, la sicurezza è una priorità. La prima commissione di Palazzo Madama ha concluso ieri pomeriggio i lavori dando mandato ai relatori a riferire in aula per un'approvazione lampo col voto di fiducia in serata. Il decreto passerà ora blindato alla Camera che dovrà convertirlo in legge entro il 25 febbraio. Le 9:35 secondi, noi ci fermiamo e ci sentiamo un altro bel pezzone. La Formula 3, questo folle sentimento, 1969, a tra poco.
E rieccoci, la luce rossa, la luce gialla, era la Formula 3 nel lontano 1969, questo folle sentimento, canzone che poi venne cantata anche da Lucio Battisti, le 9, 3 minuti e 46 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Abbiamo una telefonata, però facciamo un patto, datemi il tempo poi, dopo questa telefonata, di raccontarvi altre 2 o 3 cose e poi il telefono è libero, ok? Pronto, chi è là? Sì, ti diamo il tempo che vuoi. Buongiorno Antonino del Veneto. Ciao Antonello, il tempo che voglio non ce l'ho perché purtroppo c'è un palinsesto, se no alle 9:35 viene Giovanni Sallusti e Memena. Sarò velocissimo, qualche nocciolina. Intanto non dimentichiamo la luce nera, perché ci sono anche i buchi neri nell'universo, non solo quelli bianchi. Comunque, senti, 2 o 3 cosette. Avvenire, continuiamo a chiamarlo il quotidiano dei vescovi, no? Ribattezziamolo quotidiano degli imman. Poi per quanto riguarda, sai, il fastidio che ti dà quella che ha sgranucchiato la medaglia d'oro lì, un pochettino fastidioso direbbe qualcuno. No, è questo gesto stupido che fanno fare ogni volta sti poveri cristi degli atleti. Io veramente sono solidale con loro, ecco. Ecco, ma sai perché lo fanno? Perché ripensano a quello che è successo con le medaglie che Macron ha distribuito a Parigi. No? Vero. Vedi che te lo sei dimenticato. Poi tu chiedi ADF al 70%, ma ci dimentichiamo perché negli anni 30 il nazismo ha vinto? Per questa ragione, no, per la stessa medesima ragione. E al caro Zelensky, il quale continua a dire, grazie ovviamente al supporto dei giornalisti anche italiani, i tuoi compatrioti nel senso di ordine dei giornalisti, ecco, lui dice che non bisogna fidarsi di Putin. Bene, replichiamo, ma noi dovremmo fidarci di Zelensky? Ho finito, caro Antonino, buon lavoro, buona giornata, bentornato nel mondo reale. Grazie. Grazie, ma io veramente sono nel mondo reale 24 ore su 24. Orbene, allora, bella gente, noi riprendiamo adesso con la rassegna stampa. Vi dicevo, ci sono 4 cose che vi voglio dire. La prima è questa: sapete che c'è la polemica sulla legge sull'eutanasia e c'è un'intervista a Luca Zaia su Repubblica, pagina 15, sul fine vita serve una legge nazionale, non si può più fingere. Il governatore del Veneto, dopo le critiche di Fratelli d'Italia, sui temi etici non prevalga la casacca politica, e dice il buon Zaia, non scherziamo, mai fatto guerra di religione, ma ho guardato sempre la realtà in faccia. Ricorda col Covid, sono stato io il primo a istituire la zona rossa, a chiudere tutto, Carnevale di Venezia compreso, mentre altri organizzavano gli spritz. Cosa propone? Sul fine vita serve una legge nazionale, ma è una di quelle riforme che la destra avversa da tempo. Veramente le resistenze ci sono anche nel centro-sinistra. Sarà, ma lei è stato attaccato da Fratelli d'Italia. Le cose che dico ora le sostengo da tempo. 3 anni fa vi dedicai buona parte del mio libro, I pessimisti non fanno fortuna. Ora è nel mirino perché vuole adottare un regolamento alla Regione Veneto. Non è un regolamento, è una circolare che dovrebbe fissare delle regole, in quanto il fine vita esiste già. Come c'è già? Risposta: c'è la sentenza della consulta del 2019. Stabilisce che un malato terminale può far domanda se sono rispettati questi 4 requisiti: diagnosi infausta, mantenimento in vita da supporti, grave sofferenza fisica e psichica, libertà di scelta. In Veneto abbiamo avuto 7 domande. A chi bisogna fare domanda? Alle aziende sanitarie, poi a decidere un comitato etico. Quante sono state accolte? 3, 2 sole delle quali sono arrivate fino in fondo. Manca una legge che stabilisca i tempi. Entro quanto bisogna rispondere al paziente? Chi può somministrare il farmaco? È come se per l'aborto non si fossero fissati i termini per l'interruzione della gravidanza. Cosa pensa della legge fatta in Toscana? Il governo la impugnerà, ma il punto è che non possiamo fare 20 leggi regionali diverse tutte a rischio. Cosa dice a chi non la vuole? Per coerenza dovrebbero fare una legge per impedire di dare esecuzione alla sentenza della consulta. E a chi è dubbioso? Una legge del Parlamento potrebbe accogliere i loro dubbi, renderla migliore. Cosa invece non si può fare? Nascondere la testa sotto la sabbia, far finta che il fine vita non ci sia.
Lascio questo alla vostra riflessione al 340-670-9659 per le vostre zappe. Altra cosa che vi voglio leggere, che così andiamo a chiudere anche parlandovi del Corriere, che dedica un servizio al congresso della Lega, pagina 14. Eccolo qua. Poi chiudiamo con una nota divertente, promesse, dopo il telefono è aperto. Lega, congresso con tanto sud, Salvini vuole blindare la guida. Ad aprile le assise nazionali, c'è chi parla di tesseramenti avventurosi. La Lega tornerà a congresso prima di Pasqua, il 5 e 6 aprile, ma la data ufficiale ancora non c'è. Matteo Salvini chiederà al suo partito un nuovo mandato da segretario. Dopo 11 anni al timone, 2 volte da ministro e vice premier e con 2 governi impallinati, Conte 1 e Draghi, dopo una navigazione sempre in mezzo alla burrasca, Salvini non ha intenzione di farsi da parte. Per quanto riguarda il governo, ieri ha chiarito: da numero 2 mi riposo, ma l'obiettivo è tornare numeri 1. L'importante è partecipare, puoi dirlo a un figlio di 7 anni che gioca a calcetto. E per il partito l'intenzione è quella di mettere a tacere una volta per tutte le voci che lo vogliono in difficoltà. Certo, l'evento d'aprile, col leader che batte sul tasto del congresso programmatico, certificherà il cambio di pelle della Lega, partito non più nordista ma nazionale anche nei delegati che saranno chiamati al voto per il nuovo mandato. Ai delegati del Sud è infatti affidato il compito non detto di mettere al sicuro il risultato del leader. Nel partito si parla di tesseramenti avventurosi, del modo per chiudere la questione degli anni di militanza necessari per far parte della platea congressuale. In breve, dei circa 700-800 delegati, moltissimi saranno del meridione. Del resto, spiega un leghista pragmatico, ci sono territori al sud in cui la Lega prende più che al nord. Roberto Calderoli era convinto che non si sarebbe riusciti a convocare il congresso per aprile, perché, appunto, la platea congressuale è ancora tutta da costruire. Di fatto, solo i delegati lombardi sono stati eletti. Anche in Veneto, dove pure il congresso regionale si è svolto, i delegati sono stati rimandati a dopo la riscrittura dello statuto, ma Salvini ha tirato dritto e ha affiancato a Calderoli anche i suoi vice, l'abile uomo macchina Claudio Durigon e i giovani Andrea Crippa e Alberto Stefani, con un input preciso: procediamo. Il nome dovrebbe rimanere quello noto, Lega per Salvini Premier, anche se nel partito alcuni non escludono che il riferimento al nome del leader possa essere superato. Che i giochi appaiano ormai fatti è un gatto che si morde la coda. Difficile che qualcuno voglia uscire allo scoperto. Difficilissimo che ci sia un candidato che si schiera contro il segretario uscente. Significherebbe la propria dipartita politica. E così i salviniani s'attendono di vincere, e di vincere bene. Ironizza Paolo Grimoldi, ex leghista fondatore del Patto per il Nord, che mercoledì è stato dichiarato incompatibile con la Lega. Sostengono che chi ha la nostra tessera è incompatibile? Benissimo. E l'associazione di Vannacci? Grimoldi è sferzante. Rieletto Salvini, i tesserati che faranno? Passeranno altri 10 anni a lottare per il Sud? A ogni modo, se il congresso dovesse essere, qualcosa di nuovo andrà pur detto. Salvini inaugurò il suo mandato nel dicembre del 13, intessendo l'alleanza con i partiti sovranisti che oggi siedono con lui nei Patriots all'Europarlamento. Così come questa volta insisterà sulla linea ultratrampiana che ha da tempo assunto. Però occorre non dimenticare che la Lega è un partito autonomista che ascolta i territori. Magari i territori esprimeranno un presidente del partito e il congresso sarà preceduto da 3 giornate programmatiche, nord, centro e sud, Veneto, Marche e Campania. Ma appunto, se è vero che i problemi di Salvini non sono pochi, il congresso della Lega pare proprio che non sia tra questo. Così Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. E infine chiudiamo con una nota allegra, a pagina 6 di Avvenire, eccola qua, insomma allegra, giudicate voi, a me ha fatto un po' ridere, devo dire. Sentite un po' qua, anche Rimini ha emergenza abitativa, la diocesi offre le canoniche inutilizzate, agli affitti molto alti, sommiamo la ritrosia conclamata dai proprietari nel concedere abitazioni in affitto, le 12.600 case sfitte nella provincia di Rimini sono il triste risultato di quella che si presenta come una vera emergenza abitativa. Un problema, quello della casa, non recente, ma che dopo il Covid è deflagrato in tutta la sua virulenza
complice un aumento della sfiducia generalizzata nei rapporti personali. Quando a bussare ai proprietari sono infatti stranieri o famiglie con bambini, la risposta è più facilmente un no. Eledion Miraca, 35 anni, albanese, residente sul territorio dal 12, da mesi è alla ricerca di un'altra abitazione perché l'attuale serve ai proprietari, ma non riesce a trovarla. Da Rimini a Cesena sembra non ci siano appartamenti liberi e non è una questione di soldi. Eledion e la moglie lavorano entrambi con regolare contratto. Siamo pronti anche a dare garanzie per l'affitto, assicura. Ma quando sanno che siamo in 7 con 4 bambini, ci dicono che hanno solo monolocali o bilocali. Quando sentono che ci sono dei bambini, si rifiutano. L'emergenza casa è così complessa che la diocesi di Rimini l'ha assunta come uno degli impegni prioritari nell'anno giubilare ed è stata al centro del recente incontro che il vescovo Nicolò Anselmi ha promosso con amministratori e politici. Per far fronte a questo problema urgono azioni condivise con politica, amministrazione e società civile, è convinto il direttore di Caritas diocesana Mario Galasso. L'impegno della Chiesa riminese ha una sfumatura particolare. Distingue tra casa con la minuscola e casa con la maiuscola. La prima è un edificio fisico, la seconda è una comunità accogliente e di supporto. Per cui che cosa succederà? Succederà che la diocesi ha messo a disposizione alcune canoniche e un'altra quindicina dove il parroco non è più presente sono pronte all'uso, ma è pronta a rilanciare. Abbiamo proposto ad amministratori e politici 2 percorsi con proposte innovative e strategie, fa sapere il direttore Caritas. Il primo per soluzione a breve termine, il secondo che guarda al futuro. Tra le proposte concrete, utilizzo di beni confiscati alle mafie, riconversioni di alberghi dismessi in alloggi popolari, intermediazione della diocesi o dei comuni tra locatari e richiedenti, utilizzo temporaneo di terreni per allestire campeggi sostenibili per giovani, studenti, lavoratori e persone in difficoltà. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, il telefono è aperto da ora allo 02 9294 7222. Così io, ecco qua, torno visibile e diamo anche un momento che termino la condivisione, tac, così potete vedermi in tutta la mia sovrumana bellezza, come no. Scusate, ma uno a quest'ora deve farlo un po' di training autogeno, dai. Cioè, io ho scelto di fare la radio perché non mi si vedeva. Sono arrivato, hanno messo la radiovisione, insomma. Allora devo darmi un po' di, no? Allora, altra zappa. Andiamo a vedere le altre zappe che sono arrivate. E intanto dopo l'attentato a Monaco, massicce proteste antifa dopo il terrore islamico, i radicali di sinistra sono scesi in piazza a Monaco per protestare contro la destra. Straordinario, straordinario. Ancora, Tonino, mio padre, ecco, io non so chi tu sia, non ti sei firmato, però sappi che t'abbraccio, forte forte. Sentite un po' qua. Tonino, mio padre con la sua famiglia nel lontano 1960 andò a lavorare, preciso, lavorare, dal primo giorno in Belgio nelle miniere di carbone. Vivevamo nelle baracche per poi esserci assegnate delle case che poi mio padre con i sacrifici se la comprò. Gli immigrati italiani hanno sempre lavorato, anche tra di noi c'erano dei delinquenti, ma sono stati rimpatriati oppure la galera. E comunque mio padre è morto con la polvere nei polmoni, pace all'anima sua. Onore sempre sia a tuo padre, a tutti gli italiani che sono andati a spalare carbone nel Belgio e ai morti di Marsinelle, non dimentichiamoli mai. Guai a noi se dimenticheremo gli immigrati che sono andati, i migranti italiani come li vogliono chiamare ora, che sono andati a lavorare nel Belgio a morire con il carbone nei polmoni, e tutti gli altri che sono andati onestamente a lavorare nel mondo. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oi! Come stai? Allora, innanzitutto non abbiamo capito niente, perché l'Europa ci dovrebbe insegnare che la strategia dell'Islam, quello militante, quello politico, è quella di creare delle enclave, come è successo nella ex Jugoslavia. Enclave nelle quali lo Stato nazionale e l'Inghilterra, il Belgio, Molenbeek, ce lo ricordiamo ad esempio, Molenbeek, il quartiere, oppure certi quartieri svedesi
La polizia non entra nemmeno più se non in forze, perché la gente, che sono quasi tutti di loro, praticamente li lancia di tutto e c'è da rischiare la vita. Noi non abbiamo ancora imparato questo progetto islamista di creare delle enclave che poi si allargheranno fino ad arrivare al punto che lo Stato non conterà più niente e dovrà trattare con i nuovi inglesi, i nuovi francesi, i nuovi tedeschi, eccetera. Un'altra cosa veloce. Ricordiamoci che chi porta avanti questa politica, perché questa politica islamista poi è condivisa dai, chiamiamoli socialisti, ok? Europei e nazionali, noi sappiamo bene chi sono i socialisti europei e nazionali, che odiano la nostra gente, perché poi alla fine odiano gli italiani, odiano i francesi, odiano i tedeschi, sono i pronipoti di quelli che spararono al fratello di mio nonno, che con mio nonno andò in Russia con l'Armir. Quando è arrivato al confine sloveno, sono stati affrontati da un gruppo di partigiani. Questi erano soldati italiani di ritorno. Mio nonno si è salvato, non sa il perché. A un metro e mezzo da lui c'era suo fratello, che invece è rimasto lì sulla frontiera, ucciso dai socialisti italiani. Ti saluto, Antonino, grazie, ciao. Caro Marco, anche qui la tragedia dell'Armir che hai appena evocato. Chiedila a uno di 15 anni se sa che cos'è l'Armir, se nelle scuole glielo insegnano cosa sia l'Armir. Anche qui onore e rispetto per questi caduti, per questi ragazzi che sono andati dalle terre del sole a morire lì perché Mussolini aveva deciso di compiacere Hitler in questo modo. E anche qui, che colpe avevano quei soldati? Nessuna. Però per aver servito lo Stato, per aver servito le forze armate del Regno d'Italia, erano fascisti a prescindere, come è stato fatto con la stessa logica dai comunisti italiani nei confronti degli italiani dell'Istria. Vergogna sia su di loro. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Chi è là? Sono già in diretta? Sì, pronto. Pronto? Sì. Radio Padania? No, è Radio Libertà questa. Beh, questo è meglio come nome Radio Libertà. Sono in diretta? Sì. Vi può fare domande lei sulla politica di oggi? La stiamo ascoltando, dica. La von der Leyen, l'Europa è razzista, la von der Leyen, Erdogan farà l'Unione dei Balcani farà, e sarà fondatore Erdogan, che è il miglior presidente tra i miei presidenti preferiti, c'è Lula, Erdogan e Xi Jinping della Cina. Si farà l'Unione dei Balcani, ci sarà la rivoluzione dal 1 maggio alla festa dei lavoratori a Roma, partirà dalle periferie prima, il concerto sarà bloccato per riduzione straordinaria del TG3. Sono un veggente, io ho i superpoteri della Marvel, sono Capitan Swiss. Benissimo, se mi dà anche 3 numeri sulla ruota di Napoli io divento miliardario. Chiudi, va Pietro. Simone, scusa. Pietro. Simone, perdonami, ma io penso sempre al Vangelo e quindi mi viene... tu ridi, giustamente, fratello caro. Comunque no, una bella serie. I suoi presidenti preferiti, Xi Jinping, chi c'era? Xi Jinping, Dracula, poi chi è che c'è? Il nano Bagonghi e Batman, cosa aveva pure? Vabbè, va, l'Unione dei Balcani, i balconi dei Balcani. Ok, ci siamo affacciati su 4 passi sulla comicità, è vero. 0292947222 se volete dire la vostra e volete intervenire qui a Radio Libertà a conclusione di questa rassegna stampa di stamattina, perché ça va sans dire, noi abbiamo le nostre news. Allora, vediamo un po' altre zappe che sono arrivate. Marco alla Versilia: propongo da 2 a 5 ore di Antonino ogni mattina, i 200 euro sono sempre sotto il lavandino in bagno. Per le elezioni in Germania, secondo me, prevarrà la paura rispetto alla rabbia, così da continuare a votare in gran numero i soliti partiti di centro-sinistra, dal momento che promettono anche loro la chiusura delle frontiere e l'espulsione degli irregolari.
AfD forse primo partito, ma non governerà per l'alleanza degli altri partiti buoni. Ciao Marco dalla Versilia. Ancora, il Manzoni, eccolo qui. Ciao Tonino, piacerebbe sapere come mai Stefano Tacconi, ex portiere nazionale Juve, è finito a vivere in una casa popolare a Milano. E sì che di soldi ne deve aver guadagnati non pochi. Ne sai qualcosa, malattia a parte? Lo andiamo a vedere, perché stamattina il buon Tacconi è sulle pagine dei giornali. Adesso lo recuperiamo, perché francamente è una cosa che mi ha fatto anche un certo dolore, devo dire la verità. Io lo ricordo negli anni '80, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, c'erano i cataloghi di Urra Juventus che vendevano tutto il merchandising griffato della Juve, e lui faceva la pubblicità agli accappatoi, ricordo, l'accappatoio di Tacconi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono il Walter, buongiorno. Ciao, vuoi darmi 3 numeri anche tu? Non lo so. Sì, sono Capitan Lotto, ti do 12, 81... Aspetta, 12, 81... No, 93 non si può, 89. 12, 81 e 89. Ecco, dove me li sono gioco? Capitan Lotto. Allora, volevo dirti questo, sul discorso degli attentati in Italia, no? Tornando al lodo Moro. Tu sicuramente lo sai perché c'è un'enciclopedia. E dell'attentato a Fiumicino, io non sapevo, ti ricordi l'attentato palestinese a Fiumicino? Quello del 73, intendi? Esattamente. Non sapevo la ragione scatenante. Ho letto la biografia di Golda Meir e la ragione scatenante fu quella che 5 terroristi palestinesi erano praticamente pronti da Ostia a far saltare in aria l'aereo sul quale viaggiava Golda Meir. Furono arrestati proprio in prossimità dell'attentato, e in relazione a questo, come risposta, ci fu l'attentato a Fiumicino. Questo è quello che ho letto sulla biografia di Golda Meir. Io non so se tu con la tua la Wikidanna ha questa informazione. Volevo solo dirti questo e sapere da te. E degli attentati che non venivano fatti in Italia erano legati proprio a quello, e in quel momento invece quel famoso patto Lodo Moro fu disatteso. Guarda, c'è sempre stata questa cosa che la lega anche alla caduta dell'aereo Argo 16, che cade pure questo nel 73, e si dice che sia stata appunto una risposta del Mossad, perché quell'aereo era l'aereo che a quanto pare veniva usato per spedire i terroristi palestinesi in Libia e dare loro una sorta di red line per poterli far rientrare poi tra le braccia dell'OLP. Però onestamente non sapevo questa storia del fatto che siano stati fermati poco prima di far esplodere l'aereo di Golda Meir. Certo, se l'Italia avesse permesso una cosa del genere sul proprio territorio, chiaramente questo sarebbe stato andare ben oltre l'accordo, e l'accordo, come tu sai, come tu mi insegni, era che sostanzialmente i palestinesi potevano usare l'Italia come autostrada per andare in giro a fare attentati in tutta Europa, potevano, avrebbero avuto assistenza legale e non sarebbero finiti nelle mani dei giudici, a patto però di non fare attentati sul territorio italiano. Grazie Walter, spero di averti risposto. Allora, altre 2 telefonate, pronto, chi è là? Pronto? Sì. Sono Franco da Milano. Ciao Franco. Ciao, senti, siccome parlavate dei numeri all'otto. Sì. Ecco, allora io voglio invece parlare di Piazzale Lotto. Sì, prego. Sai, in Piazzale Lotto c'era il Lido. Hai presente che c'era il Lido dove si andava a fare la balneazione d'estate quando faceva caldo? No, questo no. Sì. No, questo non lo sapevo, dimmi. Sì, lì c'era il Lido, la piscina c'era, no? Piscina estiva per i milanesi, è una delle più importanti di Milano. Ecco, in questo momento lì è tutto recintato, dal 2019 mi sembra che è tutto chiuso, e vorrei sapere le intenzioni del signor sindaco, insomma si va per dire, del signor sindaco Sala, che io lo chiamo Salà. Ecco, volevo capire
le intenzioni. È possibile che a Milano non ci sia nessun leghista in consiglio comunale che ci sa dire cosa sta facendo il sindaco lì? Perché lì è un bel pezzo di terreno goloso per il sindaco. Volevo capire cosa vuol fare al posto della vecchia piscina storica milanese. Ecco, volevo capire questo. E se tu sai qualcosa, non lo so. No, io non so Ciao, niente, però passeremo la richiesta in consiglio. Grazie. Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo. Pronto, chi è là? Ecco, ti propongo ancora, Antonino, una riflessione Sì, politico-finanziaria sulla questione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Ovvero, pensa al dipendente al quale viene trattenuto ogni mese l'IRPEF. Pensa al lavoratore autonomo che trattiene invece l'IRPEF o all'azienda che trattiene l'IRPEF al lavoratore. Allora, come posso concepire che l'azienda non versi l'IRPEF che mi ha trattenuto e poi pretenda di avere anche la sanatoria, la rottamazione, le 120 rate in 10 anni? No, questo è inconcepibile. Ovvero, la rottamazione va data solo a coloro i quali hanno versato l'IRPEF trattenuta ai loro dipendenti, altrimenti non deve essere data. Questa non è una questione di destra, di sinistra o di centro, è una questione di equità e giustizia fiscale. Questo, Antonino, grazie. Grazie a te. Allora, per quanto riguarda il buon Tacconi, sono qui sulla Stampa. È stata la moglie Laura Speranza, sempre al fianco di Tacconi col figlio Andrea in questi anni duri, a partecipare al bando per l'assegnazione di una casa dell'azienda lombarda di edilizia residenziale, firmando il contratto di locazione nel 23. Successivamente ha presentato richieste di trasferimento a un condominio dell'area cittadina privo di barriere architettoniche e il cambio ha avuto tempi così rapidi da suscitare sospetti e polemiche anche politiche. Abbiamo presentato la richiesta quando Stefano era ancora in ospedale, stava male, non si reggeva in piedi e la nostra abitazione non era accessibile a causa delle barriere architettoniche. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio